Buon pomeriggio da Krasnodar, ritorno del barrage di Qualifying Cup tra FMCZ Rugby Rovio Delta che fa visita all'Enisei. Con noi Antonio Romeo. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buon rugby. Partita difficile questa Antonio dopo il 31-0 dell'andata che ha compromesso, molto probabilmente quella che è la qualificazione della squadra rosso-blu. Laterale, ti viene contestato appunto il fallo. Nel frattempo punizione centrale, molto semplice la trasformazione per Kushnarev. E proprio di rimpettaio non ci riesce Leonardo Mantelli nel ruolo di mediano di mischia. Ancora avanti con Mamo Bernini, buon break centrale per Rovigo. Sì. Forza Mamo, sostegno di Silva, non riesce ad alimentare l'azione, però va lui da solo, pallone a disposizione, esce dalla racca. Tanta pressione, ma c'è un vantaggio secondo me, perché non credo che fossero proprio tutti dietro l'ultimo piede, anche se l'arbitro non ha verificato questa cosa, ha lasciato giocare come se fosse un pallone uscito e quindi la pressione portata dai russi l'ha ritenuta corretta. Si distende l'Enisei, riesce a rompere un placcaggio su Ruffolo, attenzione Enisei, sì, però in realtà incespica un po', non riesce a dare grande ritmo a questa azione, ma c'è sempre superiorità. Ci mettiamo una pezza in qualche maniera, però loro stanno andando dentro e in questa azione arriva anche la prima meta dell'Enisei. Sono quelle più determinanti secondo me rispetto agli attacchi. Intanto arriva anche la trasformazione di Kushnarev, per cui quando siamo giunti al 16esimo parte Kushnarev. Molto molto attenti in difesa per cercare di essere in grado di bloccarli. Orlov alla presa, Rudoi in penetrazione, ancora altra fase, il calcetto dell'apertura, c'è la copertura di Mantelli, vediamo se riesce a schiacciare in meta o meno. Un'ottima meta se dovesse essere data, è una cosa non improvvisata, comunque i ragazzi erano pronti per reagire allo stimolo dato dai propri compagni per creare un problema. Kushnarev trova una buona touche e se ne va al cielo Krasnilnikov. Ancora continuità da parte dell'Enisei, ottima azione. Che belle mani, c'è arrivato anche Ivan Drago, hai visto? Zikov, sì, e non smette di dare fluidità alla manovra russa. Ancora a largo, attenzione, i russi se ne vanno. Un'altra meta stupenda. Ha visto che probabilmente il pilone sinistro davanti a Talifo insomma era stato logorato e quindi ha ben pensato adesso di giocando direttamente, insomma, però attenzione, Rudoi parte dalla base, attenzione, e ciao. C'è la meta. Mamma che rapidità, ma forse non così buona, mentre il ritorno c'era già comunque. Intanto Kushnarev non mantiene, che è una delle nostre cose migliori se abbiamo portato a casa un calcio di punizione, e invece questo lo andiamo a giocare. Attenzione, giochiamo bene dopo con Leo Mantelli, un 2 contro 1, vai, eccolo vai, qua, il Rovigo che ci killer, piace. Vai Killer, finalmente. Meta in prima fase restituita. Meta di Killer Lubian, Lorenzo Lubian. Parte Alberto, lancio di fondo. Previsione. L'hai letta? Sei il cirilico? No. Hai letto i tabellini? Centrale invece. Impostazione del drive per il team russo. Bene la prima pressione del Rovigo. Non la seconda. Sì, bene la prima pressione perché erano stati molto bravi, di accelerazione hanno questi ragazzi. Quindi al 72esimo, meta ancora per l'Enisei. E stavolta credo che Marco Frati, possesso Rovigo, probabilmente è l'ultima azione di questo match. Edo Lubian attraverso Riedo arriva a Bernini. Perdiamo l'ovale, in avanti. Vediamo l'arbitro che fa. Manda Saluta tutti gli tutti. spogliatoi. 39-5 vince l'Enisei sul Rovigo. Grazie Antonio.